Buonasera a tutti, visiti voi, e nuova radio di Niki di agosto, mese agosto. Buon mese agosto a tutti, dai visiti voi, con le pasmadie, tranquilla e serena, e di divertimento e di salute per tutto quanto. Bene, cominciamo la die a suo solito, ecco, mi pare. No, l'app mannata, la fotografia, eccola qua, questa è la Saida o come si presenta poi, che in cui belle che ho usato di nuovo, roba carchi spaziali dai BIT, e insomma, come dimostra non nata, lo Staravallo in merito, lo Staravallo io non narata, che dia deve esplorare da essa una in poi, viene la Sasser de zero, di ortolì è 31 gradi temperatura massima, 21 la minima. Crasa, amus 32 gradi, massima, 21 la minima, che belle che calcolato potete già dire, qualche gottino di acqua che su 20 procente probabilità verso sauna. Rimbalzamos da un stoccamento del suo convito da parte del romanzeso che convita stato toccando a colare una paschisella diversa, una paschisella in romanzeso, come abbiamo detto non era nisso, che non lo spiegano, Oldesa Cooperativa Estelai, in occasione della festività del 15 agosto, BTV invita a vivere un'esperienza unica, dove il fascino della Sardegna si racconta attraverso archeologia, tradizione e buona cucina. Area archeologica di Romanzeso, immersa in un incantevole bosco di sughero, il villaggio santuario nuragico ti farà vivere un passato lontano oltre 3000 anni. Posto sacro, templi a Megaron, capanne e il misterioso labirinto ti condurranno in un luogo sospeso tra storia e magiche suggestioni. Poi museo multimediale del canto a tenore, un viaggio immersivo, sonoro e visivo alla scoperta di una delle espressioni più antiche e affascinanti della nostra isola, riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità. Eh, un tuffo nella memoria del mondo agropastorale con esposizione materiale di oggetti, questo è il stesso museo della civiltà pastorale contadina, esposizione materiale di oggetti, ambienti tematici e video multimediali che raccontano la vita e le tradizioni delle comunità della Sardegna interna. Dopo la visita, lasciati tentare dalle specialità locali. Nei ristoranti, agriturismi e locali adibiti troverai i piatti tipici della tradizione. Preparati con ingredienti genuini e passione. Bitti via ti aspetta per un Ferragosto indimenticabile, dove ogni passo è una scoperta e ogni incontro è un racconto. Quindi non è solo questa cooperativa Estelai, ma di tutta la IDE, insomma, l'iniziativa. Io la condivisa da Romanzesu. Bene, andiamo da innanzi. No, però vamos prima di dare appunto il toccamento, che José Sosette, le capitani, veste Cortes Abertas in bici e quindi si prese sul programma, in effetti io lo conosco già, ma non lo posso pubblicare, via che non diventa ufficiale. Bisemus, eh? Allora, 30 anni di attesa della verità. L'ergastolo lo scontiamo noi. L'accusa è di Roberto Frau, fratello di Walter, ucciso insieme a Ciriaco Carlo su Vizichese. Abbiamo sperato in una nuova inchiesta che invece si è persa nel tempo. Abbiamo tutte queste cose, non finire gai. Dunque sono un pacchetto tripogliata, sa scusa, scusate, ecco qua, andiamo alle costo, ex discariche pubbliche, 2 milioni per il monitoraggio. Siamo già danni adesso, discarica abusiva, ma commenti in questo argomento, per questo delle ex discariche, un impegno sul fronte della sicurezza ambientale.
Nella discarica no, 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 però questo è un po' della misturata la cosa, un attimelio che Camo deve recuperare, ecco, strade, pattumiera, l'ira dei sindaci, costi e sostenibili per le bonifiche. Falconi, De Sanci, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, alla Regione abbiamo chiesto più risorse, cioè non si ne poteva più, arca in volati su scamino, e a Camo abbiamo visto pure sul ponte Volonero in un presupposto. Billy si è cantata giustamente l'anonima discariche si dirama sulla Nuoro Olbia, Nesprello, non si piazzola. Le piazzole invase da gomme, batterie d'auto, bottiglie di birra e del canto si potata imbolare. Siena, al Palio dell'Assunta, Titia prova il bis con Diodoro, deve correre Titia come dimora. Il risultato trovata assegnate alle contrade le accoppiate di fantini e cavalli, Azzeri con il Leocorno, este che sa, Azzeri este che sa contrada del Leocorno. In piazza del campo saranno 8 i cavalieri sardi a contendersi la vittoria. Torniamo sorda a sa politica internazionale, il piano shock di Israele per i coloni in Cisgiordania, 3.400 nuovi insediamenti, praticamente essa solita politica di espansione imperialistica di Israele. Un no di ANP, Doha e Unione Europea, favorevoli gli Stati Uniti. Zuppi scandisce i nomi dei bimbi morti in Terra Santa, il presidente della CEI a Monte Sole. Gli occhi del mondo su Trump e Putin, chance per la pace. In Alaska tutto pronto per il vertice. Il leader russo, narrata Donald, è il sincero, che non narrata sincero, che non è, este masetto pronto a luppicare per il culo come sta fatto in Giappone. Regioni contese, il nodo dei territori, si tratta ad esempio del Sud Donbass, la soluzione coreana tra le ipotesi in campo, cioè i territori contesi sono parte della posta in gioco nella partita a scacchi sulla fine del conflitto tra Mosca e Kiev. In ballo ci sono le 5 regioni, la Crimea, penisola storicamente russa trasferita all'Ucraina all'interno dei confini dell'URSS da Nikita Khrushchev nel 1954 è di fatto già riannessa dal Cremlino nel 2014, nonché le 2 oblast russofone del cosiddetto Donbass, Lugansk e Donetsk, controllate l'una in toto, l'altra quasi da Mosca, e quelle del Kherson e Zaporizhzhia occupate in misura leggermente inferiore, regioni rispetto alle quali occorrerà tracciare dei confini. I 2 modelli di riferimento citati da più parti sono quelli della Corea, divisa da 72 anni in Corea del Nord e Corea del Sud, e della Cisgiordania, Matessi chieste divisa. Il primo, indicato dal gennaio, vabbè, insomma, praticamente data possibilità, è stata in sovrania, in possesso dell'Ucraina, però di fatto in mano a russo, governato da russo. Questo è praticamente il modello che si chiede praticare. Rischio stop per gli autovelox. Entro ottobre il censimento nei comuni. Via gli impianti, non a norma. Speriamo si inchettire nel corso Sacchetto 31 che veste monasteri, che è veramente una rapina a mano non armata. Il Codancons denuncia mancano il decreto
attuativo ed il modulo digitale per la comunicazione. Entro ottobre il censimento nei comuni, via gli impianti non a norma. Questo veramente per monastiri è abbideide una rapina totale, autorizzata. Tancamos si novela de hoy, tornano a dare un buon mese agosto a tutto canto e a mezzo il vedere a casa. Poi non esco a casa, non vedo solo il giornale se dicono così riusciamo ad organizzare oppure no. Bene, stancamo de goi e noi vediamo torna Can Manzano te quando termina appunto la sigla di stancatura. Ecco qua, messo a vedere e Diego a tutto dai visti TV.